L'azienda Savian è il nostro brand, nonché il mio cognome, è utilizzato per ovvi motivi. L'azienda è Le Contrade. Le Contrade si divide in comparto, oppure nasce nel comparto vitivinicolo, che è ancora l'attuale core business dell'azienda, e stiamo entrando nel terzo anno. L'idea di differenziare le produzioni. Abbiamo iniziato a coltivare dei cereali biologici che trasformiamo in birra. Come appunto dicevamo prima, nasciamo nel comparto vinicolo. Io mi sono diplomato in agraria nel 99, ho seguito le orme del papà, che è il fondatore dell'azienda agricola assieme al nonno. Diciamo che negli anni passati l'azienda era mista, in parte minimale a vigneto e maggiore a cereali. Nel crescere, nel sviluppare l'azienda, ci siamo concentrati nel comparto vitivinicolo e 5 anni fa, acquisendo un'azienda agricola qui vicino a noi, a direttiva cerealicola, siamo stati consigliati appunto di impiantare dell'orzo distico, dell'orzo da birra, e da lì è partita l'idea di dire perché non produrre anche la birra, visto che comunque è una bevanda agricola alcolica che potrebbe essere affiancata al prodotto vino. Nel 93 abbiamo dato una svolta all'azienda, un'importante svolta anche a livello innovativo, perché abbiamo convertito tutta l'azienda in biologico. Attualmente siamo certificati come da partenza dal 93 in biologico, certificati anche negli Stati Uniti, e produciamo entrambi i prodotti, vino e birra. Il PSR è uno dei tasselli che va a completare l'azienda. Io dico, ci vuole molta passione, serietà, correttezza, e di conseguenza avviene tutto. Il cuore di questa stanza, di questa zona di produzione, sono i 3 serbatoi in fondo, che è la sala cotte. Dopo la sala cotte, che è il cuore, perché andiamo a produrre il mosto parzialmente fermentato, perché lì abbiamo il preammostamento e la bollitura dei cereali e dell'acqua. Qui a fianco invece vediamo i serbatoi, e questi si chiamano fermentatori e maturatori, ovvero dove completiamo la produzione della birra. Abbiamo optato per un impianto moderno, un impianto tutto automatico, quindi per gestire la fase di trasformazione basta che ci sia il mastro birraio, perché le varie fasi sono tutte automatiche, e la fermentazione avviene nel serbatoio, ovvero una fermentazione omogenea per tutta la massa di birra che andiamo a produrre.